Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi, come sempre via etere sui 97 e 500 e sui nostri canali video, i nostri canali social. Ben ritrovati ancora da Mattia Zanardo. Parliamo di libri e oggi vi presentiamo in anteprima il nuovo romanzo dello scrittore trevigiano Alessandro Toso, assolutamente in anteprima perché uscirà nelle librerie il 20 febbraio, quindi tra pochissimo, però intanto per presentarcelo noi abbiamo qui proprio il suo autore, Alessandro Toso. Ben trovato, grazie. Buongiorno. Per essere con noi. Grazie a voi. E allora, La ragazza del bar centrale, Bottega Errante Edizioni, questa casa editrice di Pordenone, 208 pagine, 15 euro. Ecco, facciamo anche vedere appunto in anteprima. Eccolo qua. Eccolo qui, la copertina, così ve lo focalizzate e poi andate a cercarlo in libreria. Questa bella grafica identificabile anche piuttosto facilmente. Allora, io dicevo Alessandro Toso, scrittore trevigiano, anche se poi in realtà lei è nato a Venezia. Io sono nato a Venezia. Però sei cresciuto, insomma, è sempre vissuto a Treviso e tuttora abita qui con la famiglia. Questa è la sua il suo terzo lavoro letterario, per meglio dire il suo terzo romanzo. Poi ci sono anche diverse altri lavori, altre prove, insomma, sempre nell'ambito, anche pubblicate su siti specializzati. Lei è stato anche protagonista di una trasmissione, tra l'altro dedicata proprio a diciamo giovani autori di libri, di romanzi, insomma. Sì, in realtà quella è stata una cosa molto buffa, si è interrotta prima del dovuto, nel senso che era una cosa, io l'ho scoperto facendola, mi hanno consigliato di farla degli amici che lavoravano nel settore, dicendomi che era una cosa fatta molto bene, che sarebbe andata sulle reti nazionali e che per me all'epoca ancora inedito, quindi non pubblicato, ma con il classico romanzo nel cassetto, poteva essere un'opportunità per misurarmi con altri simili a me. In realtà io ho mandato il romanzo e anche tutta il form di iscrizione senza alcuna speranza, e poi invece sono stato coinvolto sempre di più in questa cosa. Nelle intenzioni di chi ha organizzato il programma sarei dovuto diventare uno dei protagonisti, perché quando si fa la TV si scoprono cose interessanti. Questi talent, infatti io martirizzo mie figlie quando guardiamo insieme MasterChef, sono in realtà delle specie di piccole commedie dell'arte. Ognuno è lì, io ho il sospetto, non solo per quello che sa fare, ma anche per il personaggio che gli autori decidono di fargli interpretare. Rappresentare, cioè. E io all'epoca ero diventato per loro il freddo manager col vizio della scrittura, perché il mio lavoro diurno è quello di responsabile vendite per l'estero, quindi un manager. E io man mano che andavo avanti con le riprese, con le registrazioni, che superavo queste prove, mi rendevo conto che mi sarei mostrato all'Italia o alla fetta d'Italia che avesse deciso di guardare Masterpiece, si chiamava all'epoca il programma, nome, certo, come una persona che io non ero assolutamente. Un personaggio che le andava un po' stretto. Allora, io credo di essere una persona normale, ma come tante persone col mio lato ludico, comico, leggero. Invece nei montaggi fatti da loro era una persona pesantissima, appunto molto fredda, tanto che io ho vissuto un'esperienza molto buffa, ma sul momento non così buffa, aprendo Twitter la mattina dopo la messa in onda della prima puntata dove c'ero. E devo dire, i giudizi erano devastanti. E lì ho capito che andare in televisione non è mostrare se stessi, è mostrare la versione che la televisione vuole dare di te. E allora lì ho preso il telefono e ho detto: signori, grazie mille, però io mi fermo qui. Ovviamente avevo la possibilità da contratto di recedere entro un certo numero di giorni, certo. E così mi sono evitato una fase finale che voleva dire una full immersion di 1 mese e mezzo a Torino, come le Grande Fratello, cioè sempre insieme, tutti insieme, riprese di notte, di giorno, di mattina.
e lì si è chiusa. Un'esperienza totalizzante, appunto. Lì si è chiusa la mia esperienza televisiva. Spero, penso. Beh, chissà, magari vediamo se in un futuro in altri contesti, perché no? Esatto. Beh, invece veniamo allora, lasciando il mondo così un po' anche virtuale, come ci ha confermato una volta di più Alessandro Toso, di queste grandi produzioni televisive, veniamo invece al mondo cartaceo ancora. Questo, dicevamo, il terzo romanzo, Destini Verticali, che tra l'altro ha, come si dice, ottenuto anche un lusinghiero successo di pubblico e di critica, è stato anche finalista al premio ITAS, uno dei principali, il principale premio di letteratura di montagna in Italia. Poi a galla, ecco, Destini Verticali ad esempio era ambientato in un borgo cadorino, esattamente, questa volta è sceso un po' di quota. Tra l'altro io devo fare una confessione, non so la rilevanza della confessione, ma pur tuttavia è una confessione. A galla era il mio primo romanzo, ma dopo la famigerata esperienza televisiva Bompiani l'aveva opzionato e lo hanno tenuto 2 anni, in dialetto si dice in soasa, quindi lo hanno tenuto lì nel cassetto, facendomi uscire nel frattempo con un romanzo scritto dopo, quindi diciamo dal punto di vista autoriale sarebbe A galla, Destini Verticali e La ragazza del bar centrale. Questo per dire che effettivamente io ho capito che la mia dimensione di scrittore, quello che mi piace scrivere, sono piccole storie. Quindi anche in questo caso l'ambientazione è un borgo, come nel caso di Destini Verticali. In questo caso è Cison di Valmarino, che io per esigenze, diciamo, anche di tutela, se vogliamo, del paese, degli abitanti e dei residenti, ho ribattezzato Roggia, però i riferimenti geografici sono molto riconoscibili, ci sono le passeggiate, ci sono le strade, ci sono... Chi conosce un po' la zona non faticherà, insomma, a ritrovare i luoghi. Per dire, c'è una cosa molto tipica, nel Bosco delle Pennemozze c'è la scultura di una signora senza testa, con un seno abbastanza pronunciato, e chiunque passeggi nel bosco fa la classica foto accucciandosi dietro la signora e spuntando con la testa oltre il suo corpo prosperoso. Quindi spero che sia anche un gusto per i tanti amanti di Cison leggere il romanzo e dire ok, me lo immagino non solo con la fantasia ma anche con l'esperienza delle varie camminate fatte lì. Ecco, invece dal punto di vista della storia, della trama, cosa possiamo anticipare? La storia è quella di una, chiamiamola crisi di mezza età, ovvero il protagonista è un signore, perché ormai i miei coetanei sono signori, non sono più ragazzi, che dopo una vita trascorsa in polizia stradale ha un incidente con la macchina. La macchina non è revisionata a dovere, durante un inseguimento lui finisce in un fosso e l'airbag non funziona. Conseguenza, un ginocchio distrutto e la sua incapacità di muoversi come faceva prima. Per sua fortuna aveva un'assicurazione privata e nell'attesa della pensione vera e propria lui si dice: io non sono più in grado di fare il mio lavoro come prima, quindi i posti di blocco, gli appostamenti, tutto queste cose, certo, che comporta il lavoro, diciamo, quotidiano della polizia stradale, e quindi preferisco mollare tutto. Per farlo affitta un mini appartamento nella zona di Roggia / Cison e decide di costruirsi una vita scandita da ritmi molto precisi e immutabili, ovvero al mattino lui vuole imparare a fare il prosecco e per farlo è diventato amico di un vecchiotto, Bastiano, che lo porta tutte le mattine sulle vigne, gli insegna, ma gli fa un mazzo così, perché ovviamente questo Stefano, dopo una vita a fare altro, non è in grado, e allora taglia i grappoli sbagliati, pesta le cose che non deve pestare, quindi tutte le mattine è una dura scuola di vita e non solo di viticoltura con Bastiano. Pomeriggio si riposa, tardo pomeriggio allena la squadra locale di calcio, che non va benissimo da quel che... No, in effetti è una squadra anche qui come ha qualche difficoltà. Sì, una squadra come ce ne sono, non abbastanza, ma ce ne sono, signori di una certa età, in forma pessima, con gran passione per il bere e il mangiare, che stanno bene insieme. Sono abbonati all'ultimo posto in classifica, lui li allena
e nonostante siano abbonati all'ultimo posto in classifica, la squadra non cambia. Quindi non si sogna di dire cerchiamo qualcuno di più bravo, cambiamo il terzino, il portiere. Quelli sono i suoi e quelli devono rimanere. La notte invece, a insaputa di tutti, ha una relazione con una ragazza della metà dei suoi anni, che è appunto la ragazza del bar centrale. E poi tutto il resto dovete scoprirlo voi. Diciamo, questo è tutto un pochino l'antefatto, la trama parte da qualcosa che succede a questa ragazza del bar centrale. E che rompe un po' questa bolla, come dire, di un'esistenza tranquilla e immutabile che questo protagonista pensava di essersi costruito. Stefano si era detto, io avevo una vita nei limiti avviata, avevo un'idea di come si sarebbe conclusa e invece il destino mi ha reso praticamente qualcosa che non volevo diventare. Da quel momento in poi lui teme il cambiamento. Lui ha le sue certezze, le sue sicurezze e non vuole che cambino. Quindi qualsiasi cosa vada a turbare il suo ordine quotidiano non è la benvenuta. È solo che appunto il destino, come diceva qualcuno, è quella cosa che succede mentre tu fai tutti i tuoi piani. Scompagina una volta di più i calcoli del protagonista di questa storia, come quella di tutti noi poi. Ecco perché c'è Alessandro Ottoso un elemento di giallo in questo libro, potremmo dire insomma un giallo non cruento. Allora io devo dire, questo è il primo romanzo che io ho scritto da lettore e non da autore, intendendo dire qui dentro ci sono le cose che a me piacciono. Io negli anni, come tutti, sono venuto un po' così a patti coi miei limiti e mi sono reso conto che io sono un lettore di intrattenimento, cioè io devo leggere qualcosa che mi prenda per mano e mi porti da un'altra parte. Non mi piacciono i romanzi a tema, quindi un romanzo che mi parli con tutto il rispetto, adesso mi invento, della situazione dei confini di un paese con un altro dove c'è la guerra, non mi piacciono. Cioè deve essere una storia che con la scusa della storia mi insegna delle cose. Io amo essere intrattenuto e quindi ho detto questo romanzo senza alcuna ambizione diciamo di letteratura alta, voglio che intrattenga me prima di tutto e poi chi avrà la pazienza di leggerlo. Poi invece, come dire, il secondo filone è quello proprio dell'ambientazione di cui ci accennava, cioè una storia di provincia che è un po' appunto una caratteristica anche dei suoi romanzi, insomma. A un certo punto Stefano dice, e spero che sia una delle cose carine del libro, uso il termine carine per non allargarmi, lui dice, io più vado avanti con gli anni, più mi sono reso conto che già controllare un fazzoletto di terra e capire cosa succede è un'impresa. Lui arriva a questa conclusione lavorando su questa piccola vigna e rendendosi conto che è un micromondo di una complessità infinita. E quindi dice, nella prima parte della mia vita io facevo piani, pensavo di controllare il mondo, avevo l'ambizione di riuscire a tenere sotto controllo qualsiasi cosa. Più vado avanti, più mi rendo conto che solo capire e gestire quello che succede in un posto molto piccolo è un'impresa titanica. E quindi tutto sommato è anche una metafora del libro. Secondo me in un microcosmo, come può essere un piccolo paese, ci sono delle tematiche molto interessanti e volendo andarle a vedere anche molto profonde. Per descrivere, per ipotesi, l'invidia, la gelosia, non occorre andare a New York, a Las Vegas, a Parigi. Cioè, Cisoni Valmarino può essere uno specchio perfetto delle stesse dinamiche che animano, faccio un esempio clamoroso, non lo so, i litigi tra Macron e Conte, se vogliamo, perché non possono essere quelli tra due confinanti a roggia? Certo. Scritti in un certo modo, secondo me, i temi sono sempre quelli e non occorre andare... Dentro la piccola goccia si ritrova esatto. tutto il mare, esatto. In qualche modo. È anche importante poi per uno scrittore come lei avere comunque un legame, una conoscenza diretta con il luogo di cui poi scrive. Cioè ad esempio potrebbe scrivere di un paese esotico, lontano. È vero che lei viaggia molto per lavoro e poi
Ci torneremo, però è importante insomma avere questa conoscenza diretta di cui la risposta dicevamo. è sincera: potrei scrivere di un paese lontano, ma potrei scriverne male. Intendo dire che avere in mente una cosa vista per ipotesi alla televisione non credo si possa riuscire a descriverla in maniera efficace, soprattutto oggi. Se non vado errato, e semmai tagliamo tutto e rimontiamo, Emilio Salgari era uno scrittore non viaggiatore, però a quell'epoca nessuno viaggiava, per cui quello che lui scriveva e inventava non era riscontrabile. Io le garantisco, lei lo saprà benissimo, che se io scrivo oggi una cosa ambientata a Parigi, ci sono centinaia di migliaia di persone che conoscono Parigi come Santa Maria del Rovere e verrei smascherato immediatamente. Per cui tanto vale limitarsi, o meglio concentrarsi su quello che si conosce, in modo da essere veritieri sia nella penna che nell'animo. Quindi è importante anche questa credibilità, insomma, che Per il lettore sì. deve ritrovare. Vai, le faccio un esempio molto banale, è una cosa buffa perché tutti gli scrittori hanno un ego. Secondo me gli scrittori bravi lo demoliscono. Mi è capitato di incontrare a Trieste un signore in una libreria con una bella moglie, che purtroppo è quello che mi ha un pochino attirato, che mi ha apostrofato dicendomi: ma le interesserebbe leggere un bel giallo di un autore italiano? Io, senza immaginare la trappola, risposi: beh, sì, perché no, mi piacciono i gialli, ecco, questo è il mio libro. Ottima promozione. Ovviamente cioè io non pensavo esistessero queste cose, lo compro, vado in un bar, comincio a sfogliarlo, è un giallo ambientato a New York con Jack, Paul, Tony, Mike, Janet. Sinceramente già quello mi fa dire no, perché o me lo scrive uno che abita a Chelsea, a Manhattan, eccetera, però tu, scrittore friulano, io ero a Trieste, che mi fai un giallo ambientato a New York, la credibilità, ecco. Certo, soprattutto per storie di questo tipo è importante. C'è un ultimo elemento, anzi, insomma, sono molte come sempre le sfaccettature di questa storia, ma un ultimo aspetto che vorrei mettere in luce col nostro ospite, perché proprio forse anche per questa conoscenza diretta e anche, come dicevamo prima, che non occorre insomma ambientare in chissà quale metropoli per poi poter toccare anche temi in realtà di attualità e di forte rilevanza nel libro, sullo sfondo naturalmente, dietro alla trama, dietro alla storia, però si toccano anche alcune questioni poi importanti. Pensiamo alla questione ambientale, lo sì, sappiamo, sulle nostre colline del Prosecco è di attualità. Allora, io sono stato attento, c'è un autore molto conosciuto, Fulvio Ervas, che ha già scritto un libro che parlava, tra i vari temi, della coltivazione intensiva del vino bianco e dei rischi legati a questo tipo di attività. Ovviamente mi sono tenuto molto lontano da quello stesso tipo di argomento perché l'aveva già trattato lui. Però una cosa che mi ha sempre colpito è come il nostro territorio negli anni dello sviluppo sia stato, uso un termine forte, devastato dal punto di vista paesaggistico alla ricerca dei soldi fatti ieri. Allora io a un certo punto nel romanzo dico, in maniera molto banale, c'è questo Stefano che viaggia sulla provinciale e si guarda intorno e vede negozi di vestiti, negozi di stufe, negozi di abbigliamento, centri dentistici. A un certo punto si chiede: ma all'epoca questi che hanno fatto queste cose qua pensavano che gli abitanti di qui non avessero altro che soldi che gli bruciavano in tasca da spendere in stufe a pellet, vestiti, pane, marmellata, perché la quantità di esercizi commerciali, infatti oggi la metà è chiusa, era palesemente sproporzionata rispetto al numero di abitanti e alla capacità di acquisto, con la conseguenza che oggi il territorio è costellato di questi bitorzoli di calcestruzzo, molti sono abbandonati. Ovviamente riconvertirli costa molto di più che non demolirli, neanche si demoliscono, e tutto sommato è, non lo so, è una bellissima donna con il viso devastato da una malattia della pelle, e ogni volta che ci vado non solo mi è un dolore, però non essendo a casa mia, come posso dire, cerco di non indignarmi perché sarebbe materia dei residenti, ma non riesco a non chiedermi che idea di sviluppo ci fosse dietro quel tipo di
costruzione selvaggia. Prima dicevamo questa è anche una storia di provincia, forse il massimo esponente di questo, possiamo chiamarlo così, genere. Oggi nella letteratura italiana, nella narrativa italiana è Andrea Vitali, certo. Che ha reso celebri appunto anche lì con le sue storie, i suoi racconti, Como, il lago di Como. Sì, è vero, forse prima ci aveva pensato anche un tale Manzoni a citarlo, sì, ma sì. insomma oggi per questo particolare genere. Andrea Vitali, che peraltro è uno scrittore medico di professione, lui farebbe altro, oggi forse visto il successo sì. penso abbia anche rinunciato a esercitare, lui è medico di base, medico di famiglia, e così anche questo ardito parallelo, anche il nostro Alessandro Toso in realtà poi di professione fa altro, lo diceva lui stesso, lui certo. è un manager di un'azienda, si occupa soprattutto di export, viaggia molto. Ecco, in tutto questo la scrittura è un elemento importante. Sì, la scrittura è un elemento importante perché proprio da un punto di vista di occupazione del tempo è un modo fantastico per riempire le notti in albergo, le attese negli aeroporti, i pranzi o le cene da soli in giro per l'Europa. Fare così, venire a patti con la propria solitudine, non esistenziale ma circostanziale, è una cosa che si impara. E oggi ci sono 1000 modi per riempirla, ci sono i film, ci sono, non lo so, i giochi elettronici, ci sono i libri, la musica, qualsiasi cosa. Però a me la scrittura tiene una compagnia formidabile. Ormai sono abituato perché scrivo, sono 10 anni e qualche mese, però avere nella testa i personaggi del tuo libro e del tuo prossimo che ti fanno compagnia è diverso dall'essere soli. E io scherzando, proprio in quella trasmissione che nominavamo, dissi che prima, certo. Normalmente chi si occupa di export riempie i vuoti andando in cerca di donne nei posti strani. Io invece scrivo e mia moglie è contenta, più che altro per il primo aspetto, quindi per adesso tutto va bene. Quindi anche questo libro è nato da appunti presi magari in aeroporto, certo. Idee buttate giù la sera appunto certo, in camera. Assolutamente. Notes, tablet, smartphone, dove questi appunti? Tutto. Allora in realtà la cosa è carina perché di fatto questo libro è nato in autogrill perché tra le varie cose che ho scritto c'era un racconto lungo che faceva parte di una raccolta pubblicata con altri 2 autori trevigiani ed era il mio primo tentativo di racconto vagamente umoristico, quindi con toni più leggeri. È successo che io fossi in una pasticceria qui a Treviso e la titolare della pasticceria mi riconobbe e mi disse: guarda, domenica, io stavo partendo credo di martedì mattina, ho letto il tuo racconto, mi hai fatto passare un'oretta divertente, ero lì che non sapevo cosa fare, mi hai fatto la domenica. E io lì ho pensato, ma effettivamente perché scrivere solo di drammi, di problemi, di cose? Cioè forse dovrei, anche per la mia serenità interiore, cercare di coltivare un pochino di più la vena leggera. Uscendo dalla pasticceria ho cominciato a pensare, ok, mi ci vorrebbe una trama, mi ci vorrebbe un setting, un protagonista, un coro greco dietro. Man mano che guidavo si è formato questo universo. Alla prima sosta in autogrill, credo a Brescia, mi sono fermato e ho cominciato a scriverlo. Per cui è venuto tutto molto velocemente, ma l'idea mi è venuta da questa signora che peraltro ringrazio nel romanzo, ma devo ancora ringraziare di persona, quindi lei non lo sa, ma è, diciamo, una delle muse di questo romanzo. Una dolce musa, davvero, in questo caso, visto la pasticceria. No, dolce in quel senso. Assolutamente no? Okay, sì. Okay. Ecco, siamo in conclusione della nostra chiacchierata con Alessandro Toso, ma come facciamo sempre con i nostri ospiti letterari, teniamo alla fine la domanda da $1.000.000, perché lo chiediamo sempre, insomma, in Italia si pubblica molto, ma purtroppo non si legge altrettanto.
forse anche perché magari mancano queste storie, questa letteratura di intrattenimento di cui parlava Alessandro Ottoso, e troppo spesso a torto denigrata, invece in realtà può essere un bel modo per avvicinarsi. Ecco. Allora, io ho una piccola idea. Oggi, rispetto all'epoca in cui sono cresciuto, le maniere di intrattenersi sono molteplici. E in Italia rimane l'idea che la scrittura sia principalmente una cosa alta e quindi un impegno per chi legge. Purtroppo, secondo me, bisogna venire a patti con il mercato. Magari fare passare l'idea che leggere è anche divertimento potrebbe aiutare a vendere più libri, perché finché si sentirà la classica frase "io non leggo perché già leggo tanto sul lavoro", fa capire che il concetto di lettura viene passato in maniera sbagliata. Cioè, leggere un romanzo non è leggere una circolare di una banca. Eppure molto spesso o non leggo perché già studio o non leggo perché leggo tanto sul lavoro. Quindi può essere che invece una letteratura di intrattenimento spiegata e diffusa, fatta bene, speriamo di averla fatta se non altro benino, potrebbe aiutare anche le vendite. Allora, sicuramente per anche riconciliarvi con la lettura, o se invece siete dei lettori forti, come si dice in gergo, dei lettori accaniti, per rafforzare ancora di più la vostra passione, noi non possiamo che consigliarvi La ragazza del bar centrale, Bottega Errante Edizioni, di Alessandro Ottoso, che io ringrazio per averci presentato questo libro in anteprima. Grazie ancora. Grazie anche da parte mia a tutti voi, e vi rinnovo l'invito ai prossimi appuntamenti con Veneto 1 con voi. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.